Allora, rieccoci un attimo la parola perché volevo riprendere il punto relativamente all'esperienza della signora, poi so che deve intervenire anche la signora. No, ho detto che mi ricordo anch'io quando ero bambina, i miei genitori vivevamo in campagna, anche noi siamo in 5 fratelli. E cioè, tutte famiglie belle corpose. Sì, infatti, ma era una vita più genuina, più spontanea, in campagna si viveva meglio, era un vivere diverso per dire di adesso. Adesso con la scusa di tante anche burocrazia, carte, c'è il lavoro, e infatti mi ricollego, il lavoro viene messo non quasi da parte, perché bisogna dare la priorità di fare carte, di fare corsi, di mettersi in competitività. Che uno non ci pensa, uno da di fuori dice l'agricoltura adesso è semplice, no? Attenzione. No, infatti non è così semplice. Una volta si viveva meglio secondo il mio, perché era un vivere diverso di adesso. Questo bisogna riflettere. Signora. Posso parlare? Assolutamente, il nome che così... Elisabetta Rodigliero, mi soffio dei contadini, che poveriti, che già era poco anche, tanto che mia mamma per farmi studiare, comprare i libri e tosaimo i conigli angora, cioè sti conigli già erano bianchi, noi li petenaimo bene, timo puliti, le mamme tosaimo quei forbici, che tagliamo il peo, e quei soldi compravo i libri per andare a scuola. Dopo, sinceramente, sono passati gli anni, ma non è tanto cambiare la vita in meglio, perché adesso, ad esempio, sono pensionata in reversibilità, gonfio che si è disoccupato, non è che si fa tanti salti qui. Ma suo figlio lavora in agricoltura? No. Sì, perché si ha un po' che gaine, un po' che conigli, un po' di orto, e ora si tira avanti. Ecco, voglio dire che queste pensioni sono poche, basse, e dare la possibilità anche ai giovani di lavorare, perché è un problema per le mamme, perché se prima abbiamo sacrificato per farli grandi, adesso dobbiamo sacrificarli per portarli avanti. Per portarli avanti ancora, e ora quando si che viviamo fiati tranquilli in altre mamme. Ecco, lei rispetto ad adesso appunto ha fatto l'esempio di suo figlio, che poi purtroppo sono esempi che molte persone possono fare, dico purtroppo perché i dati dell'Istat di oggi, cos'è, 34,8% di disoccupazione giovanile, esatto, quindi siamo paura, vabbè, e con nessun trend di diminuzione come invece si sperava. Lei vede più semplice e con più prospettive una volta, oppure con più... Adesso c'è meno prospettiva? Ad esempio adesso c'è manco umanità con le persone, cioè una volta si poteva parlare, si aiutava, ognuno pensa per conto suo. C'è individualismo? Sì, uno se ha bisogno, bisogna che si arrangia perché non ti aiuta la gente. Ma neanche tra chi lavora in ambiente agricolo, tra chi... E dove sei i campi un po'? Che ormai che il campetto per tirare avanti, cioè non c'è più l'agricoltura, i signori, ma qui che gado 3 campi si fa appena per casa, cioè non c'è un vivere sui campi un po', se ha l'orto, si tira avanti, se ha queste 4 gaine, con gli uvi, mi spiego? Infatti, chiarissimo. Invece quando eravate mi sembra che si vada indietro. Sì, abbiamo la doppia faccia del problema grosso che da una parte una volta era un'agricoltura, diciamo, di sussistenza, adesso è rimasta per la buona parte agricoltura di sussistenza, dall'altra però l'imprenditoria. Ed ecco che subentrano al limite anche purtroppo le mafie, cioè quando c'è potere economico, c'è business, anche in agricoltura si assistono anche a questi aspetti purtroppo dove l'etica non esiste più. Allora cerchiamo un po' di ridimensionare. Secondo lei è colpa di chi? L'agricoltore che per cercare di colpa tra virgolette, per raggiungere un profitto maggiore perché se altrimenti sta a livello e non riesce a sopravvivere, cede a certe logiche di ricatto ovviamente,
che qui sono riuscite ad entrare, come purtroppo è avvenuto anche in altri ambiti, oppure è un discorso diverso? Sono proprio entrate a forza con metodi anche poco... No, allora io direi di salvaguardare la parte sana dell'agricoltura, e spesso e volentieri la parte sana la fanno, non per vantarmi, però la fanno nuclei familiari dove quasi tutti collaborano nella conduzione dell'azienda, dove le donne hanno un primo ruolo, che è appunto quello di cercare di sfaccettare non soltanto la produzione, ma anche aggiungerci qualcos'altro per tenere in piedi l'azienda. Cioè, questo tipo di agricoltura a me sinceramente piace. Io vorrei proprio che ci fosse un occhio di riguardo proprio per salvaguardare questo. Allora, adesso stiamo assistendo, come ha detto la signora, purtroppo ci sono piccole aziende gestite da anziani che saranno costrette a chiudere e andranno a finire in mano queste terre, perché non saranno di sicuro incolte, a terzisti. Ok? Allora ci sarà un'agricoltura estensiva ancora una volta, con le dirette conseguenze sull'ambiente, perché ovviamente facciamo un'agricoltura di impatto ambientale non da poco. Allora cerchiamo un po' di capire che se noi diamo la possibilità ai giovani, a delle persone che magari si inventano anche un tipo di agricoltura un po' alternativa, cercando di dare magari la vendita diretta a queste persone, riusciamo a sostenere non soltanto l'agricoltura, un modello diverso, ma anche un contesto territoriale. Cioè non dobbiamo mai dimenticarci che gli agricoltori, le persone che lavorano e vivono di agricoltura, hanno un ruolo importantissimo per l'ambiente. Assolutamente, anzi. Perciò non è che noi ci rimettiamo come società, ci guadagniamo a sostenere proprio questo tipo di scelte, che sono scelte magari un po' coraggiose. Io provo a immaginarmi dei ragazzi giovani che con molto coraggio, ecco, noi faremo appunto molto coraggio e pochi soldi che arrivano dalla comunità europea con il primo insediamento cominceranno ad aprire appunto un po' gli occhi su quello che è effettivamente la realtà. Dopo che si è prodotto bisogna anche vendere il prodotto. Bravo. Ecco che allora abbiamo a che fare con la difficoltà. Le associazioni di categoria che stanno puntando su quello che è la vendita diretta, il sostegno con i mercati contadini, secondo me possono dare un enorme aiuto a questo tipo di scelta. Dino Minarello, chiedo a lei, parliamo anche soprattutto qua al femminile in questa occasione per dare proprio spazio e visibilità. Le donne notoriamente danno quel valore aggiunto dato anche dalla sensibilità, no? Un po' tipica femminile, e anche di attenzione all'ambiente e quindi al prodotto di qualità, al prodotto genuino, alla salute, perché da sempre sono occupati della famiglia, dei figli, hanno avuto una responsabilità. Adesso c'è il passaggio importantissimo, io accennavo il discorso delle agromafie anziché del disastro della Terra dei Fuochi, della qualità del prodotto, salubrità del prodotto. Può essere che proprio le donne riescano a far fare questo salto di qualità importantissimo, nella comprensione anche. Donne giovani o meno giovani, insomma, possono riuscire a farlo. Beh, sì. È una responsabilità grossa, però bisogna a un certo punto che qualcosa succeda, no? Per quanto riguarda la qualità del mangiare, le donne pensionate, contadine che hanno fatto l'agricoltura, hanno sempre fatto un'agricoltura di qualità e penso che possono mettere a disposizione quello che loro hanno vissuto anche in quei tempi. Io conosco delle donne che per quanto riguarda il mangiare e la qualità ci tengono molto e sono le più esperte e le più brave anche nel fare certi mangiari. Quindi potrebbero anche passare dei valori, insomma. Certo, questi valori importanti. Io dico sempre, sono anche stato fortunato di lavorare in un'associazione agricola, perché ho
quindi potuto vedere, constatare e mangiare quei prodotti di quelle donne che oggi hanno i 70 anni o magari hanno gli 80, ma che fanno dei cibi che noi ci sogniamo, insomma, ecco. Quindi la qualità è una cosa molto importante. Sono molto preoccupato invece per quanto riguarda sempre questo problema della qualità, per gli inquinamenti che ci sono. Non parliamo mai di inquinamenti. Nella zona, per esempio, dove io vivo, nel Montagnanese, c'è un grosso inquinamento che è il Fratta Gorzone, dove hanno trovato in questi mesi che nelle acque c'è il PFAS, questo famoso, no? Che può essere anche cancerogeno. Cioè il mondo è cambiato molto. Il problema dell'aria, dei cibi, dovremmo essere tutti più coscienti, perché io sono convinto che si può vivere di più se abbiamo un ambiente migliore, un'agricoltura di qualità. Si faceva prima il discorso delle mafie, è vero che c'è questo problema. Quando si va nei supermercati a comprare, vedi Made in Italy, bisogna stare attenti anche lì, perché purtroppo è difficile trovare oggi qualità, genuinità. Abbiamo visto i scandali ultimi degli olli di marca italiani e abbiamo visto cosa c'è. Ecco, quindi per ritornare alle donne, le donne sono anche qua, dovrebbero essere più protagoniste nel parlare con la gente, ma anche nelle scuole, per esempio, perché non si va nelle scuole con queste donne che hanno queste esperienze nell'agricoltura a parlare del mangiare, di come dovrebbe essere i cibi, l'acqua, l'aria, queste cose qui importanti dalle scuole, per far crescere una mentalità diversa di quella che c'è oggi, insomma. Ecco, poi dopo andiamo anche in pubblicità, però mi allaccio con questa cosa qui con lei Presidente. Secondo me voi del mondo agricolo, rappresentanti istituzionali e anche le imprenditrici, chi è stata imprenditrice eccetera, le donne appunto, potrebbero avere veramente un ruolo cardine importantissimo di passaggio culturale, perché se si perdono certi aspetti, certi valori, una volta persi, il lavoro diventa improbo da riprendere. E già comunque giustamente lei ha detto, io vengo da un'altra generazione, già negli anni 60 non c'ero e quindi già lei è un distacco, noi siamo comunque un distacco, abbiamo perso tutta una fetta valoriale. Certo. Sì, ricordi dei nonni, chi aveva i nonni che erano in agricoltura. Effettivamente io porto anche due nomi e il secondo nome è quello del mio nonno, perché quando nelle famiglie nasceva il primo maschio portava avanti le tradizioni. Ma indifferentemente da questa battuta così, credo che però per fare un cambiamento culturale dobbiamo creare anche le condizioni e talvolta sono quelle cose che mancano, irrazionali, la condizione di determinate scelte che vogliamo fare. Appunto diceva anche per quanto riguarda l'inquinamento e quant'altro, il pianeta sta soffrendo in quest'ultimo periodo, ma ringraziamo cosa? Ringraziamo il boom economico che abbiamo voluto vivere negli ultimi 40 anni dal dopoguerra senza curarsi del futuro, cioè si viveva quel presente. Probabilmente è giunto il momento di essere realisti e concreti e dire quel che è stato passato è passato, però oggi partiamo con nuove idee, con nuove proposte, con nuove condizioni. Decidiamo che le nostre scelte sono queste: promuovere all'interno delle scuole la qualità alimentare, difendere la salubrità dell'acqua, che a mio avviso è indispensabile, cioè per fare anche prodotti di qualità dobbiamo pensare che serve un terreno rispettato, serve un'acqua di qualità e serve un'aria che sia quantomeno salubre. Quindi dobbiamo creare le condizioni per avere i presupposti per andare avanti. Se non mettiamo queste basi sicuramente l'obiettivo sarà ancora lontano dalle nostre scelte, per quanto noi potremo imporsi a livello politico, istituzionale o quant'altro. Fin dove ci riuscite, assolutamente. Tanto voglio ricordare, perché abbiamo visto le locandine, poi ne parleremo ancora, adesso abbiamo la pubblicità che incombe, 8 marzo 2016, quindi prossimamente, Festa della Donna, una gita a Treviso che viene organizzata dalla CIA di Padova, e
e in modo particolare ore 10 visita guidata alla città di Treviso, 12:30 c'è un pranzo con un bellissimo e molto allettante menù, tra l'altro. C'è la quota pranzo €28, il pullman €10. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi agli uffici della CIA di Padova in via Crocerossa 112 049 80 711. Comunque trovate tutto quanto sul Depliant, che adesso scorre in sovraimpressione, oppure potete guardare anche sul sito internet. L'altra iniziativa invece con il patrocinio del Comune di Cadonego, organizzata sempre da Donne in Campo, Confederazione Italiana Agricoltori di Padova, della CIA di Padova e CIA Filiera Corta. 8 marzo, giornata della donna, ore 8 fino alle 13, Piazza della Repubblica a Cadonego, c'è il mercato agricolo con mimose, sorprese, sconti, attività di animazione nella mattinata. Nel pomeriggio alle 17:30 proiezioni di film e racconti di 4 imprenditrici agricole. Siete voi? No. Senza trucco il titolo, presso la biblioteca comunale, sala 1, Calvino via Gramsci a Cadoneghe. Tra l'altro c'è anche la degustazione gratuita dei prodotti tipici e del vino. Queste 2 iniziative le vediamo appunto in sovraimpressione. Poi delle altre iniziative ci racconterà anche il presidente dell'ANP e le altre nostre protagoniste odierne, ma intanto andiamo in pubblicità, poi continuiamo perché devo sentire le altre imprenditrici agricole, la loro storia, pensionate però con un bel passato, tra poco. Posso dire